L'occasione del mercatino di Natale è comunque sempre valida per fare gli ultimi acquisti. Eh sì, lo dimostra il fatto che sono qui in questo momento proprio per fare un ultimo acquisto. Che cosa pensa lei signora di questo mercatino e soprattutto di questa iniziativa che quest'anno è decisamente differente rispetto all'anno scorso? Mi sembra molto più bella esteticamente e più ricca anche come mercatino, proprio come prodotti che offre il territorio. Si è animato nonostante le bizze del meteo il mercatino di Natale che quest'anno anima le iniziative organizzate in centro per le festività assieme alla pista di pattinaggio, la ruota panoramica e il villaggio degli elfi per i più piccini. La corsa all'ultimo acquisto è scattata di buon'ora. Come stanno andando gli affari? Molto bene, sì, abbiamo scelto quest'anno di partecipare, sta andando molto bene, vediamo che le persone poi ritornano e apprezzano poi i prodotti che proponiamo, quindi molto bene. Natale a Belluno, incanto fra le Dolomiti, il claim dell'evento organizzato da Belluno Viva con il contributo del comune, è arrivata a circa metà del calendario. Ci abbiamo messo l'anima, l'effetto importante per il Natale non è tanto lo strutturale, è l'emozionale. L'emozionale è la filodiffusione, sono le luci, sono gli addobbi e di conseguenza, ad esempio, proviamo a guardare il villaggio degli Elfi, che quella parte lì è spettacolare. Le critiche alla prima dello scorso anno hanno contribuito a dare una svolta decisa all'evento 2025, inaugurato il 28 novembre, che coinvolgerà residenti e turisti fino al prossimo 6 gennaio. Programma variegato, pensato per un pubblico eterogeneo di visitatori che alterna musica dal vivo, spettacoli e animazione, dettagliati nel sito natalebelluno.it e sui canali social dedicati.